TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il giorno 10 giugno 2025 dichiarano i sindacati Filctem, CGL Venezia, Felca, CISL Venezia e Wiltec Will Venezia in una nota congiunta. L'azienda Eni Versalis ci ha convocato per presentarci la nuova organizzazione del lavoro. Manca ancora tutta la parte relativa agli staff e il riciclo meccanico per avere il numero esatto di lavoratori che l'azienda, dicono i sindacati, ha intenzione di eliminare dallo stabilimento Versalis di Porto Marghera. Visto che l'RSU di Porto Marghera non è stata ascoltata, chiediamo che le segreterie territoriali e nazionali si facciano carico di aprire un'avvertenza al tavolo del Mimit per Porto Marghera, che le istituzioni politiche locali, Regione Veneto e Comune di Venezia non lasciano da soli i lavoratori, intervenendo anche loro presso il governo e presso l'ENI per il rilancio di Porto Marghera. Cambiamo argomento. Domani quasi 40.000 giovani veneti affronteranno l'esame di maturità. È una prova importante che segna la fine di un percorso e l'inizio di un nuovo cammino. Un momento intenso e emozionante che richiede concentrazione, determinazione ma soprattutto coraggio. Con queste parole l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione del Veneto Valeria Mantovanna si rivolge ai maturandi veneti alla vigilia dell'inizio degli esami. Domani sarà il giorno in cui metterete in campo tutto ciò che avrete imparato, dentro e fuori dalle aule. Se siete pronti a entrare nel mondo del lavoro, a intraprendere un percorso universitario o a prendervi una pausa per riflettere sul futuro, questa esperienza vi accompagnerà per sempre. Vivete questa prova come un'opportunità. Il vostro futuro, dove realizzare tutti i propri sogni, comincia ora. Ogni storia ha il suo inizio e per il Teatro Stabile del Veneto questo è stato il giorno zero del suo nuovo progetto triennale illustrato in anteprima a Palazzo Ferro Fini. Questa mattina la Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, ha presentato la campagna curata dall'artista catalano Javier Jaén, ma anche la nuova stagione 2025-2026. Un cartellone di oltre 70 spettacoli, di cui 37 titoli in abbonamento, 12 in programma al Teatro Goldoni di Venezia, 13 al Teatro Verdi di Padova e 12 al Teatro del Monaco di Treviso. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Tornano i laboratori e i giochi didattici gratuiti per giovani scienziati, fortemente voluti dal comune di Chioggia e rivolti a bambini, ragazzi e famiglie alla scoperta della spiaggia, del mare e di come proteggerli. Educare in riva al mare si compone di 5 appuntamenti pomeridiani curati dal Centro di Educazione Ambientale Highland Naturalisti Associati presso alcuni stabilimenti balneari o camping nell'ambito delle iniziative legate al conferimento della bandiera blu. Bagni dal Padoan giovedì 26 giugno, Centro Astoria giovedì 3 luglio, Camping 3-2 giovedì 10 luglio, Miramare Camping Village giovedì 17 luglio, Camping Village Oasi giovedì 24 luglio, sono i luoghi del magnifico litorale di Chioggia nei quali si svolgeranno gli appuntamenti dal 26 giugno al 24 luglio. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti, arrivederci.